Ultima puntata di Rugby House, buonasera, benvenuti in trasmissione. Ovviamente sarebbe stata una trasmissione molto più felice, forse avremmo anche un po' di voci in meno per aver risultato, per aver festeggiato. Di certo siamo orgogliosi di quanto è successo e questo è un aspetto molto importante, ma ovviamente parleremo anche della finale in campo nel post partita e tutte quelle voci che si susseguono giorno dopo giorno e ovviamente le conseguenze di una partita bellissima, intensissima che ha dato il titolo al Cammi Calvisano. Con noi in studio il coach Pippo Frati. Ciao Pippo, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Delegato FIR per Rovigo Antonio Romeo. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Ti devo presentare in un ordine ufficiale, poi dopo si sa che cosa fai. Pippo, anche prima della trasmissione è ovvio che si parla tantissimo di quanto è successo. Partiamo prima dal campo, dopo analizziamo ovviamente tutto il contorno di questa finale. Comunque una finale, io non so come facciano a dire, è stata brutta, secondo me è stata intensissima e comunque appassionante. Sì, per l'intensità direi che è stata una partita di rugby. Si può definire una partita di rugby, poi non so se è bella o meno, ma è stata giocata una partita molto fisica, con una grande attitudine da parte di entrambe le squadre, perché comunque anche Calvisano non si è mai tirato indietro e per come l'avevamo impostata siamo stati felici di come è partita, soprattutto perché eravamo un po' preparati a questo tipo di gioco del Calvisano, che memori della partita in casa che avevamo perso con loro, pensavamo che partissero subito per intimidirci fisicamente con qualche colpo, anche magari qualche astuzia, che però fiduciosi del fatto che ci fosse il TMO abbiamo detto non la possono passare liscia. Non la possono passare liscia, faranno i falli che hanno fatto qua, ma non la possono passare liscia. E quindi l'inizio è stato così, noi pensavamo a giocare, loro pensavano a fare dell'altro e il parziale di 17-0 ci stava tutto. L'unico rammarico era che poteva essere un 17-0 con magari un paio di uomini in meno da parte loro. Poi è stato bravo comunque Calvisano a iniziare a giocare su quelli che sono i suoi punti di forza, ossia fasi statiche e gioco al piede, anche se siamo stati secondo me molto bravi nel contenere il loro gioco al piede, siamo stati molto precisi là dietro. In settimana avete lavorato molto, mi ricordo, su questo tipo di... Sì, dici bene, abbiamo lavorato molto, proprio consapevoli del tipo di gioco che ci aspettavamo da parte del Calvisano. Noi non siamo stati precisi in touche come lo siamo stati per esempio solo una settimana prima con il Mogliano, in una fase di gioco che alla fine ha fatto praticamente la differenza nella semifinale di ritorno, e poi quell'episodio della tripla inferiorità numerica probabilmente ha influito sulla magari lucidità degli ultimi minuti, quando dovevamo difendere un punto di vantaggio e le energie sono venute magari un po' meno, anche se ha vinto come ha vinto Calvisano, perché lungi da me voler cercare giustificazioni, ma comunque a tempo scaduto noi eravamo in vantaggio di un punto e solo l'assegnazione di una meta tecnica che, se uno va a sfogliare il regolamento, probabilmente c'è poco da dire, era una meta che si poteva assegnare. Se però uno guarda il metodo di giudizio con cui è stata arbitrata questa situazione di gioco durante tutto il campionato, allora qualche dubbio ti viene, nel senso qualche dubbio sul modo in cui è stata assegnata, in modo troppo frettoloso per una finale scudetto e per il tipo di partita che è stato. Tutto qua, poi probabilmente c'era, però ricordiamoci dell'assegnazione di questa meta tecnica nel campionato prossimo, quando probabilmente in ogni partita si verificheranno 2 o 3 situazioni simili e bisognerà quindi avere la coerenza e il coraggio di fischiare 2 o 3 mete tecniche a partita. Antonio, noi abbiamo commentato questa partita, abbiamo vissuto questa partita anche con un pre-partita abbastanza, come posso dire, gogliardico, ma anche poco educato da parte di qualche dirigente che si è rivolto alle aree stampa che frequentavamo noi in maniera, diciamo, non troppo oxfordiana, ma va bene così. Fa parte forse della situazione, sì, può essere. e della giornata.
È ovvio che Pippo parla di questa partita, un 17-0 fulminante, che ci ha fulminato, anche poi ci ha esaltato. Sì, ma probabilmente ha fulminato anche Calvisano, forse non si aspettavano una partenza a razzo così di Rovigo. Tra l'altro, di tutto quello che ha detto Pippo, forse una cosa io volevo sottolineare, la pressione costante che Rovigo ha messo sull'utilizzo di Calvisano. Calvisano ha giocato il primo tempo palloni sempre in difficoltà, perché li abbiamo sempre aggrediti, li abbiamo sempre impattati e la maggior parte delle volte eravamo anche vincenti sull'impatto, quindi questo ti consente poi di essere veloce a rimetterti in difesa e sei ancora in vantaggio sulle salite successive, quindi questo forse è una delle poche cose, credo che non abbia sottolineato nessuno, ma che si è evidenziato. Poi Pippo magari sto dicendo una stupidaggine, però io un Rovigo che saliva in questo modo, che impattava e spesso vincente sull'impatto non lo ricordo, insomma, neanche nella semifinale con Mogliano, insomma. Sì, guarda, è un aspetto importante probabilmente questo, perché dopo le 3 mete subite dal Mogliano in casa c'era stato questo diciamo accanimento nei confronti della difesa che avevamo, quando io invece ho sempre sostenuto che non è stata tanto la nostra difesa ad essere andata in crisi, ma quanto sono stati bravi Mogliano a creare queste occasioni da meta. Mogliano ha disputato 2 grandissime semifinali e a livello di gioco, ripeto, era una squadra che mi faceva molto più paura rispetto a Calvisano. Con Calvisano secondo me abbiamo confermato, come avevamo fatto anche l'andata qui, una grandissima solidità difensiva, con degli impatti fisici sì, quasi sempre vincenti, e probabilmente era un qualcosa che magari anche loro non si aspettavano e li ha messi un po' in crisi. Anche nel discorso di nervosismo, vuol dire, si è ribadito molte volte Costanzo, Bibi, ovvio che Costanzo è un volpone del mestiere, sa come muoversi, una decina di campionati in più rispetto a Bibi. Assolutamente, ma a prescindere dai fatti di mischia eccetera, era aumentato il nervosismo di Calvisano in maniera molto sensibile, lo si percepiva. Questo frutto appunto della difesa, della tensione. Facevano fatica nel riorganizzarsi, non avevano il tempo di farlo, perché insomma Rovigo era troppo presente secondo me per quello che era la loro idea di quello che volevano fare sabato sera. Sotto certi aspetti è andato tutto male, nel senso, dopo la prima meta di Simone Billy non riesce a continuare, o meglio in grave difficoltà, Stefan inizia a ricevere duri colpi. Ricordiamo che Ghige era in forte dubbio fino a forse a qualche istante prima della gara. Sì, abbiamo fatto il test durante il riscaldamento per Ghige, sì. Infatti abbiamo fatto un test. C'era Giorgione che era pronto ad entrare, infatti anche nel pre-partita si diceva ma forse Ghige non gioca perché sai, aumentano ancora dei dubbi. E, insomma, la pioggia è che un altro elemento assolutamente negativo per il nostro tipo di gioco e per quella partita. Sì, c'è un detto, come si chiama quello? C'è un aforisma di uno? Bravo, la legge di Murphy, che dice che quando le cose possono andare male, andranno sicuramente male, anzi peggio, quindi ce ne sono tanti a riguardo. Aggiungiamo poi che la pioggia abbiamo presa solo noi con la nostra tifoseria proprio. Sì, esatto. Non presa solo. Purtroppo, sì, sai, sono cose che fanno parte dello sport, anche l'infortunio a Joe proprio la settimana prima, ma non abbiamo mai parlato dei giocatori infortunati durante l'anno, è un qualcosa in cui crediamo, una filosofia che portiamo avanti e non inizieremo a farlo sicuramente in finale. Certo è che una cosa che ho detto subito dopo la partita è che avrei rinunciato volentieri ai primi 7 punti se mi avessero dato la certezza di giocare tutta la partita con Billy e con Stefan. Invece purtroppo proprio in quell'occasione della prima meta sono infortunati tutti e 2 e fortunatamente non è successo niente a Simone Ragusi, che ha ricevuto proprio mentre ha schiacciato un calcio abbastanza evidente in faccia da Aimona, e che però grazie a Dio non ha riportato conseguenze su di lui. Tra l'altro si diceva che in quell'azione doppio placcaggio fuori legge di EA, Bilingawini Bassone, poi questo calcio di Aimona a Simone Ragusi, non per ripercorrere o percorrere strade arbitrali che poi ne analizzeremo ovviamente, però si ha subito il senso di un tipo di partita che Calvisano ha impostato, ma che era chiaro avrebbe impostato così. Infatti mi dicevi che comunque negli incontri che voi fate anche da parte vostra c'è stata una sorta di sensibilizzazione a questo tipo di cosa. Sì, è logico che abbiamo segnalato questo a
a chi di dovere. Durante la settimana si preparano le partite anche insieme agli arbitri, cercando di venire tutelati più o meno dove pensi magari di poter essere forte, e magari chiedendo magari particolare attenzione in determinate situazioni rispetto al gioco che fa l'avversario. E avevamo appunto chiesto proprio questa attenzione a gioco intimidatorio che fa Calvisano e che ha fatto contro di noi, per esempio nella partita qui che hanno vinto meritatamente qui al Battaglini. Purtroppo hanno avuto l'occasione in questa prima meta di richiedere il TMO, perché avevamo 3 giocatori a terra e tutti e 3 conseguenti a colpi, diciamo, fuori dal regolamento, e non se la sono sentiti di utilizzare il TMO, quando invece magari il TMO è stato utilizzato a Mogliano per dare un cartellino giallo a Bilingavini per un'entrata laterale. Quindi forse questa ci sarà anche da pensare magari per il futuro, oltre a dove disputare una finale, magari anche all'utilizzo del TMO, perché bisogna essere bravi a farlo, bisogna avere magari anche gli strumenti necessari, e utilizzato così il TMO un po' il voler fare quelli bravi, fare quelli di un certo livello, quando invece non probabilmente... Apparire pro quando non lo siamo fino in fondo. Esatto. No? Sì, perché Esatto. tra l'altro viene usato solo nelle ultime occasioni, quindi non hai magari una stagione dove, tra virgolette, puoi permetterti l'errore anche da parte del TMO, e questo ti serve poi per migliorare, e dal punto di vista strutturale, come diceva Filippo, cioè creare migliorare le riprese, migliorare il tempo di visualizzazione da parte del TMO. È una cosa che usi alla fine e tendi un po' a improvvisare se non sei abituato ad usarlo, oppure gli arbitri che fanno un'attività internazionale magari sanno in quale situazione possono chiederlo, e gli altri sotto l'emozione del TMO lo chiedono in tutte le versioni. Qui apriamo un'altra falla che sicuramente è molto grave, perché se parliamo di TMO dobbiamo parlare anche di copertura televisiva della partita, e siamo in una condizione abbastanza precaria, nel senso c'è una partita forse ripresa dalle telecamere Rai, e meno male che c'è la Rai, vuol dire che dà un po' di supporto a questo movimento, non sto dicendo, però è ovvio che è difficile creare uno standard che poi sia portato avanti e sia performante poi nell'atto conclusivo. Anche nella finale del 2011 noi abbiamo avuto lo stesso problema, tu l'hai avuto l'anno scorso lo stesso problema a Prato Mogliano, per cui è un problema che si ripercorre. Bravo, no? Andrea, no, ma io ripeto, non stiamo assolutamente parlando di malafede o di incapacità di nessuno, è solo ed esclusivamente una questione di abitudine. Come tutte le cose, sbagliando si impara, però qui non puoi permetterti di sbagliare in una partita che decide la stagione, quindi forse è meglio metterci cuore in pace, ammettere che non siamo in grado di utilizzare il TMO nel modo corretto e fare come si fa durante tutta la stagione, affidarsi al giudizio dell'arbitro e dei 2 guardalinee. Assolutamente, tra l'altro non siamo solo noi a dirlo, insomma è stato detto anche da chi è stato protagonista della finale. Andiamo a vedere gli highlights di questa finale dell'84esimo campionato d'eccellenza. 31 maggio 2014, signori e signori, benvenuti alla finale del campionato d'eccellenza, 84esimo campionato, massimo campionato nazionale. Al Peroni Stadium sta entrando in campo la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta, che affronterà qui nel campo di casa il Cammi Calvisano. Commentare con me questa partita Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera, buon rugby, grande Rovigo. E dal campo ci sarà Alberto Guerrini, le riprese ovviamente sempre di Alberto Gambato. Un clima caldo, torrido, una settimana veramente intensa. Messa introduzione Rovigo con Marco Frati, le prime linee si legano, ecco il contatto, l'ok di Damasco per Frati. La giochiamo, è stata una pressione comunque ottima di Calvisano, il piede di Lucio Rodriguez, Stein prova a placare Rodriguez come al ritorno in regola sito, ma non ci riesce. È buona la pressione di Bilingavini, Mirko Bergamasco sulle Sallovale, ancora Edo Lubian, non arriva Rovigo. Nessuno in sostegno, c'è un vantaggio per Rovigo. Il piede di Marco Frati stoppato, proviamo a inserirsi in qualche maniera al largo con Lucio Rodriguez, Lucio Rodriguez in mezzo per Bilingavini, prova Billy, placcato altissimo da Ea. Ma siamo lì, siamo a 5 metri linea di meta, Rovigo molto presente. Sì. È stato duro colpo per Billy. Sì, ha preso una botta non indifferente. Attenzione al largo con Simone Ragusi. Meta di Ragusi in bandierina. Meta di Simone Ragusi al largo. Una serie di offload, un punto d'incontro
una palla veloce Mirko fuori. Bergamasco al piede. Sentiamo la tribuna cosa dice. Entra, Dice trasformazione, sì. Mirko Bergamasco. Marco Fratti si rialza, sta in campo, Basson torna al suo posto, qui si vuole combattere. Attenzione. Sì. Ecco, una delle cose che volevo dirti che avevo guardando le partite. Bravissimo Jeff, riesce a fare il buco, torna al gruppamento, c'è sostegno esterno di Roscoe McCann, vediamo Visentino. Vai Roscoe, gambe Roscoe, gambe. Andiamo Rovigo. È stata una invenzione di Jeff che buca la difesa di Calvisano che era impegnata nel punto d'incontro. La promette di Ragusi, parte Mirko Bergamasco al piede, sentiamo la tribuna. E centri poi ancora Mirko, 14-0. Nono minuto. Michele. Presa di Stefan Basson. Vediamo Stein. Manda a vuoto Stein. Stefan di sinistro. Sì, lo svirgola leggermente, ma tiene Calvisano. Tanto un rimbalzo pericoloso, consente al Vivo di portare su, di riorganizzare bene la linea, costringe Griffin a un piede che finisce nelle mani di Edo Lubian. E c'è un fuorigioco netto. Sì, subito l'arbitro alza il braccio, stiamo giocando un vantaggio, io penso che Marco Fatti debba assolutamente giocare, molto bene. Un guadagno territoriale, Griffin facendo un lungo grabber che con i rimbalzi ti consente il guadagno territoriale. Silenzio. Tanto parte Stefan Basson al 12° del primo tempo. Il calcio sembra buono, sembra buono. Ed è 3 buono. punti signori, altri 3 punti. Rovigo 17, Calvisano 0. Però il pallone rimane nelle mani di Calvisano, una carica di Ferraro che viene ben arginata ancora una volta da McCann, che in questo momento dal punto di vista fisico della VF MCZ Rugby Rovigo Delta. Parte Aimona, centrale, e porta a 3 lo score Calvino. Poi diventa anche un problema di adattamento dei giocatori. Terzo blocco, attacca alto con Aimona. Tanto buon placcaggio di Luke Moni che è riuscito a recuperare come seconda linea di difesa. Sì. Ancora un vantaggio, ancora una punizione, non viene rilasciato il placcatore. Stadio esaurito, intanto parte Aimona. Ci siamo, come previsto. Il nostro drive, giochiamo questo vale con Marco Si lotta Fratti. su ogni punto d'incontro. Up and under. Andiamo a prendercela. Su Griffin e Canavosio. Molto bene Mirko, ancora una volta. È andato a prenderli tutti. Settima stagione a Rovigo. Metà campo con 5 metri, posizione molto difficile. Prende a rincorsa Stefan. Corto, però tocca il palo. Ha preso il palo. Aimona lo fa suo. Sì, evidentemente è una scelta proprio difensiva. Secondo blocco con Cavalieri e parte il drive di Calvisano. Una buona la pressione di Rovigo, stiamo in piedi, cerchiamo di esattare, c'è un vantaggio per Calvisano, sì, adesso che guadagna metri. L'arbitro Damasco ancora il braccio alzato. Intanto Luke Moni va a richiamare l'attenzione ancora su Quaglio, ancora Costanzo, scivola l'ovale. Sì, ti segnalo Luke Mahoney inferocito col guardialinee che Costanzo ha colpito per l'ennesima volta Bibi Quaglio a terra e Liperini non ha visto nulla. Giallo. Questa è una salomonica scelta da parte della terna arbitrale. Non riusciamo. Resistono molto bene. Adesso vediamo di resistere a questa ennesima ondata. Lovotti ben impattato da Ragusi. Sì. C'è vantaggio però. Sì, è stato un giochino furbo del giocatore. De Marchi stava... Parte la rincorsa dell'apertura Calvina. Si alza bene e centra i pali. Ancora una 6, sicuramente andiamo come prima, esattamente, quindi Ruffolo. Avanziamo. Sì, siamo avanzanti e vincenti. Vediamo cosa diciamo di fare. La palla è lenta, sicuramente andiamo... C'è anche Billing e Winnie che la chiama. Andiamo larghi. Ci prova Andrea De Marchi. Marchi. Ma noi giochiamo stretto per cercare di impegnare un po' le guardie avversarie, vedere se riusciamo a creare... Ed esse calcio per noi. Con un vantaggio... Di più 11. Sì, non di punteggio ma di testa sicuramente. Parte Mirko Bergamasco. Ai. È scivolato sul piede d'appoggio. Infatti l'avevo capito, l'ho detto subito perché avevo visto da come aveva colpito il pallone che... Attenzione, al piede Griffin. Stefan Basson prova a impossessarsi dell'ovale, ci riesce, lo mantiene vivo. Edo Lubian prova a fare pressione su Stein.
Buono il cambio di Aimona, in questo momento Rovigo deve ritrovarsi in difesa ciclicamente. Siamo nella costruzione della scomposti. linea, sì, perché diventa sennò un E qui c'è un muro, probabilmente no, si un ritorna problema. comunque su un fuorigioco No. precedente. sarà Lancio un Ferraro, Cavalieri a due mani. presa sicura, proviamo a tenerli, gira il drive, c'è un vantaggio ancora Calvisano, e qui ferma il tempo probabilmente. Vediamo Damasco cosa sceglierà di fare. Vuole rasserenare gli animi. Secondo drive e seconda difficoltà. E c'è l'ammonizione per Edo Lubian. E seconda difficoltà per Ammonizione per Edo Rovigo, Lubian. in questo momento rimane in 14 appunto perché buon ingaggio, introduzione di Griffin, pressione. Altro fallo, altro cartellino. Attenzione però che c'è un cartellino forse per Bibi. Cartellino per Bibi Quaglio che diventa forse rosso. Secondo per Bibi. Quindi rosso, l'avevamo detto. L'avevamo detto. Eccola qua. L'avevamo detto. È impossibile che da un fallo girato in tuo favore ti diano una doppia ammonizione e che mettano nelle condizioni un tuo giocatore di non poter più giocare in mischia. Questo è il fatto. Probabilmente non abbiamo sbagliato. Vediamo cosa succede adesso. Un buon ingaggio. La grande spinta di Calvisano. Meta tecnica Eccola qua. Calvisano. Era scritta. Magari lo possiamo scoprire qui. I nostri limiti vanno testati oggi qui. Adesso mai più. Adesso mai più. Che rincorre. Stefano Basson alla presa. Ricambia il piede. La salita di Simone Ragusi. Va a mettere pressione ancora su Stein. E commette in avanti. No. Addirittura ammonizione. Via. Speed Questa- taker su Ragusi. O meglio di Ragusi. Ben placato Jeff Montariola. Ancora una superiorità Ed è in avanti. Ripartiamo Lucio. Ripartiamo. Ma come? È in avanti nostro. Ma è in avanti per noi. Sì, ha tutto il necessario Dog Greggio per metterlo a posto. Mischia Calvisano. Avanza Mischia Calvisano. Punizione contro il 15 per varie munizioni di espulsione. Parte Kelly Aimona. È larga. Parlavamo di errori. Calcerà ancora Griffin. Sì, sempre allo stesso posto, molto bene. Intanto li teniamo lì. Oh mamma. Bravo Simo che lo secca. Per se stesso, vai Simo. Andiamo a pulire questo punto. È nostra qua, arbitro. È un Qua è calcio nostra. questo. Qua è C'è un nostra. laterale. Parte Simone Ragusi al Spingiamo, piede. spingiamo il piede Simone. Purtroppo non entra. Bene Simo, Va calmi, bene. va bene, va bene. Calmi. È quello che dobbiamo fare. Teniamoli di qua. Ha dato manate a tutti. 7 minuti da adesso. In cerca del calcio di punizione. Andiamo a contendere a Cavalieri, ma riesce Augustin a prendere l'ovale e avanzare col drive. Parte il drive di Calvisano, molto bene, un buon abbrivio. Girano. Ci buon prova avanzamento. Calvisano. Mamma mia Calvisano, meta tecnica Calvisano. E qui ci affidiamo a degli dei che forse esistono, forse no. Abbiamo un po' di... Dico solo che abbiamo un po' di debiti in giro, Sì. non economici ma con la sorte. Sì, fare possesso. Invece lo muove. E cercare anche di prendere un calcio a favore. Invece Up and under. Bill che butta un up Per and la corsa under. di Bergamo. No. C'è uno scontro. Comunque dopo il TMO di prima è stato valutato appunto fortuito l'incidente in volo tra i due giocatori che si contendevano Tanto la parte palla. Griffin. Palo fuori. Palo è dentro. Ora ci sarà il fallo sistematico da parte di... Vatti a prendere il calcio. Va bene. Ancora Edo Lubian. L'ultimo a mollare come Rovigo sempre. sta buttando tutto. Perso il pallone, Perso è l'ovale. finita.
Vediamo Visentin cosa vuole fare. Vogliono giocare. Sustain. Lo mandano fuori. Vediamo cosa decide l'arbitro Damasco. È finito. Finita. Il Calvisano è campione d'Italia. E guarda come se la prendono per Mirko Bergamasco. 2014. Come se la prendono con Mirko Bergamasco. Si è scatenata una piccola zuffa. Che deve essere sedata. Onore a Rovigo, onore a Rovigo. Grazie Rovigo, grazie Pippo Frate, grazie Andrea De Rossi. Grazie Presidente Zambelli, grazie a tutta la società. Grazie a tutto il tifo, grazie a tutto lo stadio. Noi ci saremo anche il prossimo anno per aspettare un altro anno questo scudetto. Noi non molleremo come voi non mollerete. È difficile spiegare come mi sento, nonostante in altre lingue come l'italiano non è la mia prima lingua, ma resto male perché non dal punto di vista tecnico, ma ne dare 10 mesi insieme con questo gruppo, questa società, per un risultato alla fine che abbiamo dato tutto, abbiamo dato cuore, ma il cuore non ci basta oggi. E ci sento male per tutto questo lavoro da arrivare qui vicino e poi alla fine abbiamo perso le cose tecniche. Sì, questo mi ha fatto molto piacere. I ragazzi, nonostante le pressioni che hanno messo sulle mischie chiuse, i ragazzi sempre hanno reagito, sempre hanno dimostrato la passione, la voglia per andare avanti, però sì, ogni tanto la voglia non ti porta alla fine. Abbiamo appena parlato nella conferenza stampa, la disciplina è una cosa che non puoi giocare contro una squadra di qualità di Calvisano dando via in 40 minuti 10-11 calcio punizioni. Quindi abbiamo parlato all'intervallo di migliorare questo, però è difficile giocare in 14 subito dopo per il secondo tempo, quindi giocando in 14 probabilmente hanno messo noi sotto pressione, abbiamo conosciuto più calci conto. No, dal punto di vista mio la stagione è stato è brutto fine, è come il famoso stagione 2 o 3 anni fa, molto bello, mi ha fatto tanto piacere lavorare con il gruppo che abbiamo, con la società, specialmente con gli allenatori, che ho trovato molto bene. Quindi era buona stagione, no, era bella stagione, ma non la bellissima stagione che volevamo. Lo voto non lo so, direi 7, però volevamo 8 o 9 per lo scudetto. Sì, quando parli di queste cose è difficile non commuovere, ma sì. Vado a casa deluso, però sì, quando guardi questi due occhi mi aiuta tanto. Così come noi guardiamo i tuoi occhi, ci piace sempre farlo. Grazie. Grazie a tutti a Rovigo, è difficile. Grazie a tutti. Grazie. Niente, no, ringraziare i tifosi, ringraziare la società, ringraziare i giocatori, tutti quanti. È stata una partita strana dove siamo andati subito in vantaggio e poi basta, poi è finita. Dall'ultimo minuto del primo tempo la partita è finita, abbiamo preso troppi calci contro e non avendo mai la palla, giocando in 14, poi in 13, poi in 12, poi totalmente tutto in 14, cioè non puoi vincere la finale con Calvisano così. Rimane, mi dispiace un po' per la Touche perché è una cosa, insomma, è un reparto dove siamo andati molto bene tutto l'anno, oggi onestamente non è andata bene. Questa è l'unica cosa che veramente mi sento di dire, per il resto no, sono dispiaciuto perché si perde sempre, almeno personalmente non riusciamo a vincere. Sì, è vero, siamo contenti per come è andata, sicuramente, però lo eravamo anche l'anno prima, lo eravamo anche
siamo sempre contenti di come vanno le cose, però perdi e servirebbe un po' vincere ogni tanto. Perché questo è il nostro lavoro, è fatto anche ogni tanto non soltanto di dire dai vabbè andiamo avanti, è anche fatto di vittorie. Lo sport è bello perché si vince, quando non ci riesci mai per tanti motivi dispiace ancora di più. Poi certo sono d'accordo con voi, abbiamo lottato, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto il possibile, non c'è da avere grandi rammarichi. Poi si è fatto male Gavini, si è fatto male Stefan Basson, si è fatto male Rohan, un po' di sfortuna anche lì, è stata subito ripagata con le 2 mete, no? 2 mete però ha perso 2 giocatori e quindi anche lì è stata dura. Peccato per la città, peccato anche per il presidente, una persona che veramente ci crede, ci ha creduto, è una brava persona, uno che ci mette tanto cuore oltre che tanti soldi. Era anche per lui, questo scudetto era anche per lui, per aver creduto in me Filippo all'inizio della stagione, quindi era anche un grazie a lui. No, abbiamo detto di non piangere, non c'era motivo di piangere, c'era soltanto da alzare la testa, essere orgogliosi che abbiamo dato tutto, abbiamo fatto il possibile. Non vinci lo scudetto, però ci sono dei valori che contano. Sì, no, lo so, io sai, purtroppo sono allergico a queste definizioni, te l'ho già detto, perché io ho voglia di vincere e secondo me ce lo meritavamo anche, però purtroppo lo sport è così. C'è il Benfica, ha perso 8 finali consecutive, Clermont-Ferrand ha perso 11, quindi lo sport è così. Speriamo sta ruota giri il prima possibile, perché secondo me ce lo meritiamo anche per quello, oltre ovviamente ripeto, alla società, alla città. Oggi un pubblico fantastico, so che a Rovigo erano più di 2000 allo stadio sul maxi schermo, quindi era anche per loro. E poi insomma, per come era iniziata, un piccolo pensiero ce lo siamo fatti. Si ricomincerà il 20 luglio e speriamo. Adesso rimane solo che bere una birra in spogliatoio tra di noi e andare allo stadio e salutare i tifosi. Ok, rientrati dalle immagini che comunque lasciano sempre dei brividi per come è andata a finire, grandi emozioni comunque in genere. Entriamo un po' nella parte che vorremmo dedicare, non dico alla polemica, ma analizzare realmente o approfondire questa conduzione alquanto strana, chiamiamola così, tutta la partita. Prima della trasmissione ci facevi qualche numero, ovviamente hai analizzato il match, di disparità, un po' troppo esagerato. Sì, guarda, no, poi intanto mi piacerebbe definirla più che strana, sfortunata. Io, cioè proprio come educazione, non credo alla malafede, non credo ai complotti, non credo che qualcuno abbia sbagliato in maniera così evidente e ha sbagliato così tanto nei nostri confronti facendolo apposta. Siamo stati sfortunati in tantissime occasioni, questo sì. Analizzando i numeri, la cosa che probabilmente salta di più all'occhio è il numero totale dei calci di punizione fischiati. Avevamo preparato questa partita studiando molto bene il modo di arbitrare di Damasco, tagliando tantissime partite arbitrate da lui, facendo una statistica dei calci che fischia più o meno, insomma cose che si fanno in occasione di certi tipi di partite. Avevamo analizzato anche Calvisano, sapevamo dove loro erano più fallosi, quindi anche lì avevamo preparato un qualcosa per sorprenderli e analizzato anche noi. Noi siamo una squadra tra le più disciplinate insieme a Mogliano e appunto anche a Calvisano del campionato. Abbiamo una media di 7-8 calci di punizione a partita e alla fine della finale il numero di calci di punizione era 19 contro di noi e 12 contro Calvisano. Analizzando però a fondo questi numeri, i 19 calci nostri in realtà erano 21, perché 2 sono stati girati grazie al TMO. Quindi il numero totale sarebbe stato 21 noi e 10 Calvisano. Poi c'è un altro dato da tenere conto,
che dei 10 dati a Calvisano, 2 gli sono stati fischiati quando ormai la partita era finita, a tempo scaduto, e loro stavano vincendo di 8, quindi sono stati, a mio modo di vedere, 2 calci fischiati più per la statistica che non per altro. Quindi alla fine, se i numeri reali di questa partita sono 21 calci di punizione contro Rovigo e 8 contro Calvisano, che è riuscito a tenere la sua media, mentre noi l'abbiamo alzata in modo sensibile. Ecco, Antonio, anche dalla tribuna abbiamo avuto questa sensazione di sfortuna. Prendo Pippo come esempio da questo punto di vista. Tu puoi chiamarla anche in un altro modo, se vuoi. No, sfortuna va bene, dai. Teniamola sì, così. soprattutto sono dei dubbi su, prima abbiamo parlato di EA, doppio placcaggio, di Aimona. Ci sono altri episodi che hanno fatto un po' discutere. Sai, forse la cosa che ti lascia un po' più l'amaro in bocca è proprio forse una disparità di trattamento per lo stesso fallo. Okay? Quello forse, perché dopo se questo fosse stato più legato appunto a un discorso paritario di valutazione, per cui l'ha fatto Rovigo, è andata così, l'ha fatto Calvisano, lo faccio uguale, ci sarebbe stato forse uno sviluppo del gioco, soprattutto nel secondo tempo, diverso, perché se non ricordo male, confermalo tu Pippo, è stato il secondo tempo quello dove siamo stati molto più penalizzati dal punto di vista dei calci di punizione rispetto al primo, dove comunque nel primo, con la parità numerica e con Rovigo che tentava di giocare, sicuramente era più aperto il fronte calci di punizione e falli in gioco aperto per tutte e due le squadre. Nel secondo tempo, secondo me, questa cosa qui ha girato leggermente in sfavore del Rovigo, perché c'è stata una serie di calci, non so, li avevamo contati, forse 8 o 9 di fila. Nei primi minuti, certo. Sì, nei primi minuti contro Rovigo, dall'espulsione di Bibi al giallo di Edo fino al giallo poi di Simone Ragusi, insomma. Quindi questo è quello che forse ti lascia un po' perplesso in campo, e a volte fai anche fatica diciamo, a riprenderti nel essere abile ad adattarti all'arbitraggio dell'arbitro, scusa il gioco di parole. Certo, in questo caso era quasi impossibile però. Nel primo tempo, come tu lui, preparati in un certo modo, studiato i filmati, è andato in un certo modo, al di là delle segnature, però c'è stato un equilibrio dal punto di vista anche delle punizioni, a parte personalmente forse il giallo finale tra Costanzo e Quaglio è stato un po' più salomonico che prettamente legato a dei falli. Poi nel secondo tempo tu magari entri con quell'attitudine registrata nel primo tempo e preparata durante la settimana e ti viene un po' sconvolta da successive decisioni che ti lasciano un po' così. Aggiungiamoci che ti ritrovi a giocare 12 contro 15, ovviamente la fatica, l'attenzione sale, non è semplice, soprattutto perché poi, come dicevi tu, stesso fallo, diversa interpretazione arbitrale. Il fatto di Bibi, il giallo di Bibi con Costanzo, resta secondo me il fattore cardine di tutto l'andamento della partita. È l'ago, forse quello diventa l'ago. Anche noi si sapeva che uno dei problemi poteva essere lì, abbiamo con questa decisione hanno accentuato un problema e da lì poi è scaturito un effetto valanga che insomma è stato quasi irrefrenabile. No, dici bene, soprattutto perché devono spiegarci, spero che lo faranno, dimostrarci che Bibi ha commesso lo stesso fallo che ha commesso Costanzo, perché torniamo sempre al TMO, l'azione riguardata al rallentatore da diverse angolazioni ha sempre evidenziato il fatto che Costanzo colpisce Bibi, che rimane a terra e subisce 2 cazzotti. Ora, io non so dove sta scritto che uno che subisce quello che ha subito Bibi deve essere anche punito con il cartellino giallo. Quando 5 minuti prima Bibi è stato a terra per un presunto, adesso noi abbiamo anche un po' di immagini stamping di Costanzo. Sì. Se voi andate a riguardare la faccia di Costanzo durante il TMO, vedi che lui è veramente in difficoltà perché sa che qualcosa è successo. Cioè, sono poi aspetti che uno analizza dal vivo. Sì, lui sa che ha fatto 2 minuti di terrore. Ecco, infatti è lì che fa così con la testa, sono cose che si notano. Quindi aggiungiamo questo, aggiungiamo la valutazione del fuorigioco. Il fuorigioco di Edo. Purtroppo anche quello è stato un episodio molto molto particolare, importante, e in cui abbiamo avuto tanta sfortuna, perché era una situazione molto facile da
da valutare, soprattutto per il guardalinee che si trovava praticamente a 1 metro da Cavalieri che ha stoppato il calcio, quindi era sufficiente che segnalasse all'arbitro che il pallone era stato toccato e che Lubian non era in fuorigioco. Quindi... Perché se guardate come gira la palla dopo il calcio di Stefano, è quasi impossibile che uno calci il pallone gira così. Era sufficiente sentire il rumore. Domanda tecnica per i nostri telespettatori: la richiesta del TMO può arrivare da una squadra ed è l'arbitro che acconsente? Come funziona? No, è molto difficile che l'arbitro ascolti i giocatori. Per esempio, secondo me, oltre a questi 2 episodi di cui abbiamo parlato, è stato molto 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 grave il mancato utilizzo del TMO nell'occasione della prima meta di cui abbiamo parlato prima, perché abbiamo 2 giocatori che dopo che hanno subito 2 placcaggi sono rimasti a terra, per i quali è intervenuto il fisio, è intervenuto il dottore. E qui anche perché c'è tutto il tempo, mentre fa la trasformazione, hai tutto il tempo per chiedere, mentre il calciatore prende il suo tempo per piazzare, dammi un'occhiata, perché Bassone è rimasto a terra dolorante alle costole, perché Ingavini non si è rialzato dopo il placcaggio alto subito da Ea, e perché Ragusi dopo che ha fatto meta invece di esultare è corso verso Aimona cercando di spingerlo. Ci voleva non più di 1 minuto, ecco. È una cosa che... E quindi qui non è tanto che devono ascoltare il giocatore, però devono avere anche il buon senso e magari la capacità di leggere la partita. Erano episodi, ripeto, molto 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 evidenti e avvenuti a pochi passi dall'arbitro. Tra l'altro, legandomi a questo, anche in occasione della seconda meta tecnica per Calvisano, è vero che aveva avuto un grandissimo avanzamento Calvisano, però è anche vero che hai dato la meta tecnica immediatamente. Io avrei fatto finire l'azione, è crollato tutto, un attimo, verifichiamo, capito, perché potrebbe essere successo qualsiasi cosa. Ha dato per scontato che ha crollato, interrotto l'avanzamento di Calvisano su quel drive comunque fatto bene, è andato direttamente in mezzo ai pali, che ci sta, perché magari, non lo so, Pippo, tu cosa dici, però ce l'hai il TMO, l'hai usato per controllare 1000 altre cose, togliti anche l'ultimo dubbio. Tra l'altro sulla seconda munizione di Bibi non c'è nemmeno un avvertimento, credo, di Damasco. Cioè non c'è... Sì, un'altra cosa che magari sentiamo ad alto livello, almeno tutti guardiamo il rugby vero, e un arbitro con l'esperienza di Damasco poteva avere magari l'accortezza di dirgli: guarda Quaglio, che se mi fai un altro fallo io ti do giallo e quindi che diventa rosso. Era un'accortezza che da arbitro esperto che poteva avere, magari, perché siamo stati forse criticati, o comunque qualcosa che è emerso che forse potevamo cambiare. Sì, infatti era una delle cose prima di quella avrei voluto mischia. Chiederti. E onestamente ci abbiamo anche pensato, ne abbiamo parlato con Andrea. Il fatto è che chi glielo dice a Bibi che non può giocare secondo tempo perché abbiamo paura che prenda un altro giallo? Non ce la siamo umanamente sentita di privare a un giocatore di Rovigo, dopo la stagione che ha disputato, e quindi che con pieno merito stava giocando e vincendo uno scudetto fuori casa, di toglierlo dal campo perché poteva prendere un cartellino giallo. Probabilmente è stato un errore, però è stato fatto in virtù di questo ragionamento, ecco. Dal punto di vista, diciamo, prettamente funzionale, se l'obiettivo era quello di portare a casa la partita, effettivamente pensandoci, poteva diventare un problema il fatto che Bibi con un giallo, sapendo che comunque vivi quasi sempre in costante difficoltà nei confronti della mischia di Calvisano, forse bisognava avere forse il coraggio di fare quella cosa lì, probabilmente di toglierlo, perché star lì e pensare anche questa cosa qui, ti chiedo, al di là di questo che l'hai già spiegato, per cui avete deciso così e va bene, ma nell'occasione di quel cartellino, il secondo per cui dopo Bibi è uscito, non sarebbe stato più corretto da parte del direttore di gara darti la meta tecnica? Esatto, magari prima di dargli il giallo, perché mi dai il giallo e poi mi fai giocare un altro calcio di punizione dove Calvisano richiede meta. Allora
nella gestione della partita, esatto, da parte vai direttamente in dell'arbitro. mezzo ai pali, mi dai la meta, però non mi dai il giallo a Bibi. Sì, O sì, forse è una Damasco cosa aveva che- dimenticato che lo aveva Probabilmente è ammonito quello. nel primo tempo. Può Cioè, anche questo, bisogna capire un po', perché io spesso qualche partita l'ho vista, insomma, è più facile che l'arbitro va direttamente a darti la tecnica prima di penalizzare il giocatore con un giallo. Sì, anche perché alla fine devi essere cosciente che fai giocare un secondo tempo intero a una squadra con un uomo in meno. Pensa che io a un certo punto, anche parlando con Andrea, cambiamo Bibi che se gli dà il giallo prende il rosso, ho detto no, lasciamo Bibi che magari il giallo lo dà a Costanzo e dà il rosso a lui. Però nessuno ha mai pensato di dare un doppio giallo a Costanzo, probabilmente. Però perché no? Perché non poteva succedere questo? Beh, bisogna vedere quella serie di reset prima Perché della ci sono munizione stati di Bibi. diversi reset. Esatto. Però siamo sempre lì. Purtroppo si è costruito questa nomea, meritatamente o meno, Calvisano durante tutta la stagione, e quindi è un dato di fatto che quando devi arbitrare una mischia giocata dal Calvisano hai sempre il beneficio del dubbio quando a farla crollare Calvisano e quindi la resetti, e non hai mai lo stesso beneficio del dubbio quando magari sono gli avversari a commettere questo presunto fallo. Quindi è stato un po', sempre quando parlavi dei due pesi e due misure, Sì, ci metto dentro anche questa esatto. cosa, ci metto dentro. E riallacciandomi a quello che hai appena detto, ti faccio una domanda così un po' particolare. Secondo te, visto il potenziale del mischia di Calvisano, che perderà qualche giocatore perché insomma in ottica Celtic, ma sicuramente lo sostituirà con giocatori altrettanto degni, tu pensi che Rovigo abbia bisogno o meno di rinforzarsi? Perché è un po' quello che è stato un po' poi C'è una parte che voleva avere queste notizie. certo. sì, che volevano, cioè, Rovigo dice è 10 anni che Rovigo soffre di mischia ordinata, dall'Odi Briz non abbiamo più avuto una seconda linea grande, grossa dietro, oppure abbiamo bisogno di 2 carcerati della Moldavia davanti, insomma. Non ce l'abbiamo, no, non è carcerato. Non è carcerato. Non è carcerato. Per- Svuotiamo per il le, momento no. le carceri giorgiane. No, adesso era una battuta per dire. Hai ragione. Pensi che bisognerebbe prendere in mano questa cosa per cercare di migliorarsi o incrementare il potenziale della nostra mischia per la prossima stagione, le prossime stagioni? Guarda, no, io dico di no. Dico di no, e intanto perché siamo coscienti del tipo di lavoro che stiamo portando avanti con una squadra che abbiamo costruito, evoluto giocatore per giocatore. Abbiamo giocatori giovani che sono cresciuti tanto secondo noi durante quest'anno. Abbiamo sofferto in mischia chiusa con Calvisano, però a dire che quest'anno Rovigo ha sofferto in mischia chiusa, cioè io faccio fatica. Molte volte si ragiona un po' troppo per luoghi comuni, e quindi c'è un detto che di Heineke Meyer, allenatore degli Springbok, dice che non so quale sia il segreto del successo, ma so che il segreto dell'insuccesso è cercare di accontentare tutti quanti. Quindi in questo caso io e Andrea cerchiamo di andare avanti per la nostra strada con i giocatori che abbiamo voluto, con i giocatori che abbiamo scelto, e puntando su di loro. Quindi probabilmente si dovrà fare un innesto in prima linea, ma a livello di qualità sicuramente, ma soprattutto a livello numerico. Perché facendo le coppe nei 38 giocatori di lista 10 devono essere, come minimo devono essere di prima linea. Noi al momento ne abbiamo 9, quindi probabilmente verrà aggiunto un giocatore ai 9 che abbiamo già, che sono tutti confermati. Quindi ecco, insomma, la mia risposta è quella: abbiamo tanta fiducia nei giocatori che abbiamo, che non dimentichiamo sono giovani, perché Rohan, Pozzi sono 88, Gajon 92, Bibi 91, Balboni 89, Bossi 87. Sono tutti giocatori su cui punteremo ancora l'anno prossimo. Ecco, hai aperto la parentesi di coppe. Ci dai qualche news in più? Perché non è che qui ci siano tante informazioni a riguardo. Guarda, mi piacerebbe. Ok, va bene. Mi piacerebbe darvi a tutti news, ma l'unica cosa che neanche sappiamo, abbiamo sentito dire, è che si dovrebbe cominciare questa qualifying cup
nella prima settimana di settembre. In virtù di questo abbiamo già programmato l'inizio della preparazione che, ecco, possiamo dire sarà il 21 di luglio, però l'abbiamo prevista in virtù di questo sentito dire. Dovrebbero essere 4 gironi da 3 squadre e praticamente si arrivano a giocare, le prime si vanno a sfidare di questi gironi e le 2, diciamo, vincenti di questi 2 scontri verranno promosse alla Emlyn Cup, che inizierà poi ad ottobre, di solito inizio ottobre, sì. Sì. Quindi 2 vanno. Sì. Quindi rischi 2 di di queste fare il 12. gironcino e se ti va tutto male la tua esperienza europea finisce. Sì, penso di sì, da quello che ho capito sì. Sì, perché anch'io avevo provato Se non ti qualifichi, documentarmi, sì. però non avevo ben chiaro. Ovviamente va anche a modificare tutto il tuo piano, la tua La programmazione, sì. Perché se il campionato finisce poi a maggio, vuol dire che tu da un punto di vista professionale e realmente attivo parti inizio settembre, vuol dire che la tua stagione si allunga comunque di un mese, sì. Vuol dire fare le amichevoli comunque a Ferragosto. Vuol dire non fare le non amichevoli. farle. A parti dirette. Vuol dire che la prima amichevole è la prima partita di Coppa praticamente. Perché chi farà questo saranno le presunte qualificate per questi gironcini. E le altre appartenenti all'eccellenza che non sono impegnate in questo sicuramente se la prendono con 15 giorni di calma, quindi sì, magari perché comunque partono i primi di agosto e quindi comunque il campionato inizierà ad ottobre. Sono partite di sola andata, quindi essendo gironi da 4 sono 3 partite. tu hai 3 partite da fare, più sola andata più l'eventuale, quindi sono 4 settimane che sei impegnato, dovrebbero essere le 4 settimane di settembre. E poi cominciare. Vedremo, sarà interessante sapere quando tutte queste cose saranno ufficiali. Ecco. Chiudiamo la parentesi coppe, ultime battute prima del quanto sei rossoblu ovviamente. Pippo, abbiamo viste quasi tutte, io penso, in queste 2 settimane, perché si è vissuto intensamente tutto, dallo stadio al campo, alle lacrime di chiunque, è inutile che stiamo qua a girarci, insomma, ognuno aveva il proprio modo di manifestare la propria emozione, però c'è secondo me un grandissimo risultato di base e mi ha colpito quando tu hai detto qualche giornale. Io sono voluto uscire lo stesso perché volevo annusare, volevo percepire questa atmosfera che comunque Rovigo, mi ricordo Andrea ha detto sì, abbiamo subito un po' di critiche, adesso però Rovigo si è unita molto con voi, cioè la prestazione della finale va ha abbracciato voi, la squadra, la società, come forse non era mai successo prima. No, mi fa piacere che parli di questo perché è stato un aspetto che inaspettato, perché perdere una finale scudetto a Rovigo dopo tutti i proclami che sono stati non da noi ma dagli addetti al settore, dai simpatizzanti, tifosi, le aspettative che si erano create erano grandi. Dicevo, è un aspetto che mi ha veramente stupito e mi ha fatto innamorare, si può dire innamorare ancora di più di questo ambiente e di questa città. E non ti nascondo che insomma il mio sogno è sempre stato quello di venire qui a Rovigo ad allenare, dopo che ho perso la semifinale con il Noceto, con i Crociati, davanti al pubblico. E quindi una volta arrivato qui vivevo un sogno, l'avevo dichiarato ai giornali e tutto. Si vive diversamente questa cosa. Si vive diversamente. Cioè tu l'hai fatto a Prato, qui è un'altra cosa. Volevo arrivare lì. Io di finali scudetto, ahimè, ne ho perse 3 consecutive. Le prime 2 le ho vissute molto molto più male. Ma non perché fossi più dispiaciuto, ci mancherebbe, il dispiacere è sempre quello. Era che la finale, per esempio, dell'anno scorso, il dispiacere era mio, di mia moglie, di mio figlio, di Andrea. Basta. Qui invece il dispiacere l'ho condiviso con tutte le persone che erano allo stadio, con le persone che ci hanno aspettato qua quando siamo tornati alle 4. Ho vissuto delle emozioni, delle sensazioni difficili da spiegare, che però mi hanno fatto capire che comunque un qualcosa di importante lo abbiamo costruito quest'anno. Abbiamo costruito
un legame con una città, abbiamo costruito un gruppo di amici, non c'è stato un ragazzo che non abbia, un giocatore che non abbia pianto, non c'è stato un tifoso che non sia venuto lì a darmi una pacca sulla spalla e a ringraziarmi di aver aperto dopo che abbiamo perso una finale scudetto. E sono cose che, se me le dicevi prima, erano difficili da credere, ma quasi impossibile. No, quasi, però sì, no, è stata la cosa bella, è per questo che mi sono addirittura definito, cioè io mi sono sentito un vincitore, anche se ho perso una finale scudetto, perché sono riuscito per la prima volta nella mia vita, credimi, sono un perdente pessimo, però per la prima volta sono riuscito ad andare oltre quello che era il risultato del campo e ho apprezzato tantissimo, ho ricevuto non sai quanti messaggi di sostegno, di affetto da parte di tantissime persone. La festa che abbiamo fatto in piazza Matteotti il giorno dopo è stato veramente un qualcosa di molto molto importante, e se lo vai questo a confrontare con le premesse che c'erano state al mio arrivo qua, alle critiche magari per la scelta di qualche giocatore, lo storcere il naso di tanti, insomma, ma anche più vicino magari al trofeo eccellenza, a un periodo poi chiaroscuro. Esatto, queste cose, insomma, essere riusciti comunque a raggiungere questo risultato, perché comunque non è un risultato sportivo, ma comunque è un risultato umano, è un risultato di un lavoro, è il risultato magari anche di una filosofia, di un qualcosa in cui abbiamo veramente creduto tutti e che è stato percepito dal pubblico e dalla città. Quindi, guarda, approfitto ancora anche della trasmissione per ringraziare di nuovo tutte le persone che ci sono state vicine in questo e soprattutto che hanno capito che noi tutto quello che potevamo fare per vincere questo scudetto l'abbiamo fatto. Secondo me la cosa che è passata alla città, la cosa che è passata al pubblico è stata questa, che più di così e noi probabilmente non potevamo fare, e hanno apprezzato questo e mi ha fatto molto 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 piacere, soprattutto per i ragazzi, perché hanno meritato il tributo che hanno avuto in piazza in Matteotti, hanno meritato l'accoglienza che abbiamo avuto quando siamo tornati da Calvisano alle 4 di mattina, quindi è stato una cosa bella, quindi ci dà tanta forza, tanta fiducia per cominciare subito a lavorare per vincere il prossimo scudetto. Antonio, tu pensi che Pippo realmente adesso ha capito dov'è? Sì, secondo me sì. No, ma penso che lo avesse già capito prima. Cioè, adesso ti faccio un piccolo, io conoscevo lui di fama ovviamente, certo. Poi ho avuto occasione di incontrarlo a una cena e ho capito, parlando con loro, poi c'era anche Andrea, che secondo me avevano chiaramente capito dove erano e che differenza c'è nel vivere questa professione stupenda che fanno loro qui rispetto a farlo in qualsiasi altra città. Certo, e credo che sia estremamente sincero in tutto quello che ha detto adesso. La cosa però che mi spinge a dirti questo è che è ovvio che da parte loro c'era chissà se perdiamo cosa succede. C'era. Sì, logico. Però nel momento in cui sono usciti quei valori, che sono quei valori che vuole Rovigo, quando dai tutto e la percezione che tu hai fatto il massimo, il risultato sì conta, però è un dettaglio, cioè è un dettaglio lì, è stata la partita con cui ogni ragazzo ha sudato quella maglia, ha rappresentato questa città, questa storia. La difesa, cioè, e lì è la massima esplosione dello spirito del rossoblu. E infatti volevo farti questa domanda perché sicuramente il fatto che tu abbia detto sono voluto uscire lo stesso per percepire le vibrazioni, probabilmente Andrea l'ha vissuto in maniera diversa. Sì, forse Andrea, è chiuso nell'armadio Andrea. Sì, Andrea. Anche perché soprattutto Andrea aveva paura di quello che gli avrebbe detto sua moglie che lo aspettava a casa. Lì non possiamo sapere cosa dire la moglie di Andrea. No, a parte gli scherzi, sono uscito, ripeto, la mattina proprio mi sono svegliato, non ho dormito niente, sono andato a casa praticamente alle 6 del mattino. Tua moglie lo sapeva? Non mi capitava, sì, l'ho scritto. Era una vita che non mi capitava di rientrare praticamente col sole. E però alle 8:30 di mattina ero già fuori, ero già in piedi e ho girato per la città, ho incontrato tantissima gente, praticamente tutti, che hanno avuto parole di sostegno e poi però sono andato anche dai miei amici del bar Pedavena che
A prendere un po' di carne. A prendere, che sono andati giù duri. Esatto, a prendere quello che probabilmente mi meritavo, perché bisogna anche essere, insomma, coerenti, stare coi piedi per terra, e quindi sono andato anche dai miei amici del Pedavena. Bene, conclusione, quanto sei rossoblu? Ai ai ai. Quanto sei rossoblu? Pippo, partiamo da te. Allora, come saprai, Antonio l'anno scorso era allenatore dell'Under 20 a Rugby Rovigo Delta. Quale risultato ha ottenuto questa squadra? È arrivata in finale scudetto, è arrivata nel girone di semifinale, oppure non ha avuto accesso al girone di semifinale? È arrivata nel girone di semifinale, che ha giocato con Treviso, Viadana e Milano. Andiamo a vedere. Pippo, dopo aver sbagliato qualche possibilità, stavolta ci ha beccato. Vuol dire che proprio si è integrato al 100% nel tessuto rodigino. Confermi, no, Antonio? Sì. Una bellissima stagione con ragazzi in accademia, ragazzi a Badia, insomma, è stata un bel gruppo di ragazzi a cui sono molto legato. Li ho seguiti anche quest'anno quando sono andati a Badia ad Armanforte, la squadra di Pedro. Ho visto che si sono integrati benissimo, non hanno fatto difficoltà a inserirsi nel gioco, per cui vuol dire che il lavoro fatto dalla società, insieme a me e agli allenatori precedenti, a Vladi che era come l'anno scorso, insomma qualche frutto l'ha prodotto. Molto bene, adesso hai avuto la tua parte di gioia, adesso devi prenderla anche tu. Allora, Antonio, Pippo Frati. È lui. È lui, e fin qua ci siamo. Ho già vinto. Quanti caps ha? 5. Ti potevo dare 3 possibilità. Negativo. Guarda, ti do 5, 6 o 4? Sempre 5. Sempre L'accendiamo. 5. Accendiamo. Una regola di quando sei rossoblu è aspettare un attimo che ti dia le 3 possibilità. Hai fatto lo splendido e ti è andata malissimo. Sono 4 ed è 4 il voto in pagella per te. Ci rivediamo a settembre, studio tutta l'estate. Grazie per la fiducia. Ne meritavo almeno 5, sono d'accordo. Va bene, concludiamo con dei sorrisi questa splendida stagione. È stato come sempre un piacere aver portato nelle vostre case il rugby rossoblu, speriamo ci sia un futuro in tutto questo, l'abbiamo fatto con tanto piacere, un ringraziamento ovviamente ad Alberto Gambato che con me ha creato questa trasmissione, Antonio Romeo che ha commentato con noi le varie partite, Alberto Guerrini, a Eddie in regia e telestudio, e niente, che dire, siamo stati molto felici insomma di aver fatto questo servizio settimanale e speriamo appunto che l'anno prossimo di essere ancora con voi e insomma cucirci qua da qualche parte un tricolore che insomma lo vogliamo tutti. Grazie Pippo. Grazie Andrea, posso salutare le nonne nell'ultima puntata. Tanto le abbiamo visto una foto con Cocco che sono bellissime. Hai visto? Stanno sveglie, a volte la danno alle 11, a volte loro finché non finisce la trasmissione stanno sveglie per guardarla. Ciao Frank e ciao Wanda. Un saluto alle nonne di Pippo. Grazie Antonio della Grazie collaborazione. a voi. È stato un piacere stare con voi, è stato un piacere commentare le partite, è stato un piacere confrontarsi con Pippo e Andrea, per cui speriamo di esserci in un futuro. Lo speriamo e come sempre, Forza Rovigo. Ciao a tutti, sono Dario Dardani, presidente dell'associazione Il Sorriso di Massimo. Ok, siamo qui a Badia perché vicino alla quercia che abbiamo deciso di piantare in onore del nostro amico Massimo Nalin, e per il quale il primo evento sarà il giorno 21 giugno all'Hotel Cristallo, dove avremo una cena con le magliette autografate di tutti i club polesani. Il nostro obiettivo principale è quello di aiutare i bambini del Polesine che giocano a rugby e come prima cosa, come primo obiettivo ci siamo posti quello di proteggere il sorriso di questi bambini che giocano, e abbiamo deciso di regalare a tutte le squadre dall'Under 6 all'Under 12 delle squadre polesane un paradenti per la prossima stagione. Abbiamo deciso di legare questo al sorriso di Massimo perché Massimo negli ultimi anni appunto ha allenato bambini che andavano dai 10, 12, 14 anni, quindi abbiamo deciso di ripartire da loro perché sono sicuramente il nostro futuro e la cosa più importante che abbiamo, i bambini, i ragazzini e le loro famiglie. Quindi il nostro obiettivo sarà anche quello di aiutare le famiglie in difficoltà del nostro Polesine, partendo dal rugby, dal mondo del rugby che è quello che ci ha accomunato con Massimo, e passando successivamente, speriamo, anche a qualcosa di più generale. Ci piacerebbe diventare un'associazione importante per tutto il Polesine, per qualsiasi necessità che abbiano le famiglie, concordando con società piuttosto che con comuni o varie associazioni
di questo genere. Un altro obiettivo che ci siamo posti è quello di aiutare le famiglie in questo momento di crisi che tutti conosciamo nel nostro paese, con dei buoni spesa da elargire alle famiglie che hanno maggiori difficoltà anche nel quotidiano, quindi anche semplicemente a fare la spesa. Un altro obiettivo è quello sicuramente di permettere a tutti i bambini di giocare, chiaramente anche con un aiuto a livello economico per sostenere le rette che le società chiaramente necessitano per far svolgere l'attività sportiva ai ragazzi. Perché abbiamo deciso di chiamare questa associazione Il Sorriso di Massimo? Perché Massimo in questi anni che ci è stato vicino, che è stato insieme a noi, ci ha lasciato un grandissimo patrimonio in ogni momento, dai momenti più belli in campo con i ragazzi ai momenti di difficoltà che ha dovuto attraversare nella sua vita fino alla fine. E sicuramente la cosa che ha colpito più di tutti, amici, familiari, è stato il suo sorriso. Abbiamo deciso di dedicare la frase "il sorriso è la causa e non l'effetto della felicità", perché lui comunque sempre sorrideva davanti a qualsiasi problema con la speranza di poterlo superare. Tanti ne è riusciti a superare, purtroppo l'ultimo non ce l'ha fatta, però fino all'ultimo giorno la cosa che l'ha sempre contraddistinto è stato il suo sorriso.